organizzato la giornata di domenica a Venezia. 1500 persone hanno protestato contro il declassamento dell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo dal primo livello a presidio di base. Si aspettavano non più di 300 persone, ne sono arrivate almeno 1500 che hanno riempito Campo San Giovanni e Paolo a Venezia, proprio di fronte a quell'ospedale civile che le nuove schede sanitarie della Regione Veneto avrebbero declassato a struttura di base, perdendo così il ruolo di primo livello. E il flash mob inscenato al culmine della mattinata di protesta ha il suo effetto scenico. Se ci volete tutti morti, eccoci qui. In decine si sono distesi a terra, inanimati, una protesta civile contro una decisione definita inaccettabile. Questa è una manifestazione dei veneziani, invito tutti a mettere da parte contrapposizioni, cose di questo genere, perché l'ospedale è un bene comune di tutti noi veneziani e noi lo difenderemo uniti e coesi. Singoli cittadini, e molti sono arrivati ad Ermanforte dalla terraferma, decine di comitati e associazioni. I sindacati, oltre a politici, sono intervenuti in Campo San Giovanni e Paolo, come richiesto, senza alcuna bandiera o striscione di connotazione politica, ma solo con i cartelli e le lenzuola con gli slogan di protesta contro il ruolo secondario che si vorrebbe attribuire al civile di Venezia per dare centralità all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Una nuova e ulteriore richiesta di tenere davvero sott'occhio la questione della specificità veneziana per la sanità, dove un ospedale nella città storica serve una popolazione in costante riduzione, ma pure un bacino sempre più ampio di turisti che non troverebbero più un presidio funzionante al meglio rispetto alle richieste inevitabili che i grandi numeri pongono. E si parla anche di chi lavora e studia a Venezia. Una coda alla protesta di domenica è giunta sotto forma di pesce d'aprile la mattina dopo, organizzato dall'associazione Venezia.com. Molte aree dell'ospedale civile sono state tappezzate di buon'ora con volantini che annunciavano dal mese prossimo la cessazione dei servizi forniti dal presidio sanitario per la conseguente apertura del Grand Hotel Civil Venice, per il quale gli utenti dell'ULSS 3 potranno accedere con sconti consistenti alla spa. Un sorriso per far pensare a una situazione che la massiccia risposta lo ha testimoniato, tocca da vicino la cittadinanza. Ora cronaca, ora che ci porta